Salve a tutti, vediamo ora come risolvere un sistema simmetrico di terzo grado. Allora, la prima equazione è di terzo grado, la seconda è di primo, 3 per 1 fa 3, questo sistema di terzo grado avrà al massimo 3 soluzioni reali. Allora, qual è l'idea? Perché qui abbiamo x alla terza più y alla terza, dovremmo pensare al cubo di un binomio. Devo pensare a x più y tutto alla terza. Com'è? X alla terza più 3x al quadrato y più 3x y al quadrato più y alla terza. Allora, adesso questi due termini li possiamo portare dall'altra parte, così qua ci rimangono solo x alla terza più y alla terza, proprio quello che abbiamo qua. X più y alla terza e abbiamo meno 3x al quadrato y meno 3xy al quadrato. Però tra questi due qua possiamo pensare ancora di raccogliere 3xy, ovvero meno 3xy. L'importante è che due dall'altra parte hanno tutti un meno, quindi possiamo anche raccogliere meno 3xy e cosa rimane? Qua abbiamo un x più y, potete provare a scriverlo in modo esteso se non siete convinti, e questo è uguale proprio x alla terza più y alla terza. Quindi sostituiremo x alla terza più y alla terza con questa espressione. Va bene, lo facciamo. Allora scriviamo come x più y alla terza meno 3xy che moltiplica x più y. Abbiamo solo sostituito, è uguale a 7, e x più y è uguale a 1. Perché abbiamo fatto questo? Perché noi sappiamo quanto è x più y e possiamo mettere il valore qui e qui. Quindi qui abbiamo 1 alla terza che fa 1 meno, poi qua x più y anche 1, allora meno 3xy per 1 è meno 3xy. È uguale a 7 e ricopiamo x più y è uguale a 1. Adesso posso portare questo 1 dall'altra parte. Allora scriviamo meno 3xy è uguale, qua questo 1 dall'altra parte diventa meno 1, 7 meno 1 fa 6 e abbiamo x più y è uguale a 1. Adesso siamo quasi arrivati alla forma canonica e dobbiamo dividere con meno 3. Quindi qua abbiamo x per y è 6 fratto meno 3 è meno 2 e x più y è uguale a 1. Questo è un sistema simmetrico di secondo grado in forma canonica. Si risolve con l'equazione ausiliaria. Allora, t al quadrato meno la somma, quindi attenzione qua, la somma meno 1 per t, quindi meno t, più il prodotto meno 2 uguale a 0. E vabbè, risolviamola. T1, 2 uguale meno b, meno 1 fa 1, più o meno radice b al quadrato 1, meno 4c, meno 4 per 1 per meno 2, meno 4 per meno 2 fa più 8, tutto fratto 2, 1 più o meno, 1 più 8 è 9, radice di 9 è 3, qua abbiamo T1, T2, 1 meno 3 fa meno 2 fratto 2 fa meno 1, 1 più 3 fa 4, fratto 2 fa 2. E allora questo è un sistema simmetrico, quindi possiamo scrivere soluzioni x uguale meno 1, y è uguale a 2 e perché era simmetrico possiamo anche scambiare i valori di x e y, quindi x è uguale a 2, y è uguale a meno 1.
E vabbè, l'abbiamo risolto, avremmo avuto al massimo 3 soluzioni reali, ne abbiamo trovate 2. Per favore mettete un mi piace, iscrivetevi, grazie.